Siamo solo alla nona giornata di campionato, ma sulla partita di oggi c'era l'alone delle partite importanti, quelle che possono far prendere la giusta direzione alla stagione oppure no. E questa Zanetti Bergamo Bosca San Bernardo Cuneo, una partita in cui si scontrano le due formazioni più in difficoltà in questa prima parte di campionato. Il risultato della partita sorride al nuovo tecnico delle rossoblù Marco Fenoglio, che riesce a trovare una vittoria per 3-1 al suo ritorno sulla panchina di Bergamo, raccogliendo una standing ovation a fine partita degna di una rockstar. Le ospiti, allenate da coach Andrea Pistola, si schierano con il sestetto base, formato dall'ex Carlotta Cambi in diagonale con Vaneke, Markovic e Nizetic come schiacciatrici, centrali Zambelli e Candi, libero Zannoni. Risponde il coach piemontese senza stravolgere il sestetto classico, quindi Mirkovic al palleggio, Smarzek opposto, Lode Mitchem in banda, al centro Olivotto e Melandri, libero Sirressi. La partita comincia con Bergamo decisamente in palla e pronta alla sfida. Cuneo invece sembra non essere ancora dentro la partita, dando solo qualche segnale di risveglio a fine set. Il parziale di 25-20 sorride alle rossoblù. La seconda frazione comincia con un 5-0 firmato Zanetti, che lascia prevedere un set simile al precedente. Invece, dopo un time-out di coach Pistola, le cuneesi rientrano in campo più convinte e recuperano velocemente il break di svantaggio. Una volta messa la freccia, Cuneo non si ferma più e guidata da una super Vaneke conquista il set 25-19. L'equilibrio caratterizza tutto il terzo set, con Bergamo sempre avanti di 1-2 punti. Nel finale di set, però, Malvina Smarzek si carica la squadra sulle spalle e porta le sue compagne alla vittoria del parziale per 25-23, nonostante i 9 errori in battuta di squadra. Il quarto parziale procede sulla falsa riga del primo, con la Zanetti che trova il massimo vantaggio sul 19-14. Un colpo di coda riporta sotto Cuneo, che però non riesce a trovare la spinta decisiva. La partita viene chiusa da Rossello Olivotto, con un muro di pregevole fattura sul 25-21. Difficile trovare un MVP in questa partita, giocata da squadra da parte delle rossoblù, che hanno dimostrato più voglia di vincere rispetto alle avversarie della Bosca San Bernardo Cuneo. Le due squadre torneranno in campo la prossima domenica con Nizetic e compagne che sfideranno in casa la Lardini Filottrano, mentre la Zanetti Bergamo sarà ospite in campagna della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta.